Questa intanto è la 40ª edizione, quindi vuol dire che rappresenta un pezzo di storia importante del territorio delle Dolomiti. Longarone fa parte delle Dolomiti e quindi rappresenta una storia ormai consolidata, perché avete visto dagli elenchi delle iniziative c'è una miriade di iniziative interessantissima e importante che poi termina addirittura con una giornata europea del gelato, il 24, prodotto anche questo di montagna, e giornata europea che è stata istituita dal Parlamento europeo. In generale comunque qui si parla di agricoltura di montagna, di zootecnia, ci saranno anche tantissime rappresentazioni pratiche, operative, che vengono fatte anche e soprattutto per i ragazzi, perché è anche giusto che i ragazzi capiscano che cosa vuol dire il contatto con la natura, con le bestie, con gli animali, cosa vuol dire l'agricoltura, la zootecnia. Ci sono tantissime iniziative anche di tipo culturale, perché collegato con l'agricoltura c'è tutto un aspetto culturale, di enogastronomia, che diciamo viene dato da questi territori, quindi è una grandissima promozione del territorio, della montagna. Coldiretti in questa esposizione, in questa fiera, sarà molto presente. In particolare voglio sottolineare il convegno che verrà fatto il primo giorno all'apertura, dove si cercherà di fare un'analisi di tutto quello che è un po' il settore agricolo in montagna, agricoltura e zootecnia. Si cercherà di analizzare quali sono state le azioni svolte in passato, se sono state efficaci o meno, e soprattutto cercheremo di portare avanti il nostro punto di vista con le nostre richieste per cercare di dare un futuro all'agricoltura di montagna. A tener conto che un territorio, se non c'è l'agricoltura, non vive, non può esistere. L'agricoltura è la base della società, quindi se non c'è quella non ci sarà tutto il resto. La visita del Presidente Mattarella resterà, penso, nella storia del nostro territorio, anche mia personale, perché è stata una grandissima emozione che ho vissuto. Sia al cimitero delle vittime di Fortogna, sia nel sorvolo che ho fatto in elicottero proprio sopra le zone anche colpite da questa alluvione, e poi ovviamente al Teatro Comunale di Belluno, anche perché ho incontrato una persona di grandissimo spessore, di grandissima umanità, che ha compreso le difficoltà del nostro territorio, ha compreso e visto con i suoi occhi quello che era accaduto, anche se comunque le immagini le aveva già viste, e penso che dall'intervento che ha fatto al Teatro Comunale sia evidenziata l'attenzione che lui, attraverso ovviamente quelle che sono le sue possibilità, potrà dare a questi territori, che sono territori che hanno una straordinaria bellezza, una straordinaria forza, però hanno anche una grande fragilità. E su questa fragilità, legata anche allo spopolamento, dovranno essere attivate al più presto delle politiche specifiche per la montagna, e quello che un po' abbiamo chiesto insieme al Presidente Zaia, in modo che ci sia un'attenzione diversa e maggiore a questi territori.